Adi. Va bene. Mm. Quasi siamo, ci siamo quasi. Eccoci qui. Adi. Buongiorno a tutti, su Storia Locale presentiamo il libro del professor Francesco Dandolo che si chiama Tracce, storia di migrazione, insomma, migranti in Campania, 1970-2020, 50 anni d'accoglienza. La Campania da terra di emigrazione si è trasformata in terra di immigrazione. E il professor Dandolo ha fatto un lavoro di ricerca storica e anche, possiamo dire, insomma, sociologica, cioè fino al tempo presente, di ciò che sta avvenendo all'interno del mondo della immigrazione in Campania, come vengono accolti, quali erano e quanti erano quelli che venivano in Campania prevalentemente impegnati nel mondo dell'agricoltura, sottopagati, quindi c'è stato anche da fare per accoglierli degnamente, sono state istituite delle scuole e anche con varie fondazioni, nuclei religiosi, istituzione della Chiesa, insomma, che si è dato da fare per Don Peppe Diana, ricordo qui, per accoglierli al meglio. Non sono mancati episodi truci come la morte, l'assassinio di Jerry Maslow, ma anche quelli del ricordo 2007, insomma. Però ci sono anche dei lati positivi. Io darei la parola al professor Dandolo per spiegarci perché è stato fatto questo libro, cosa l'ha spinta a fare questo libro. Buongiorno, grazie per questa opportunità. La domanda richiede una risposta molto ampia, ma cerco di essere sintetico. L'esigenza di scrivere questo libro nasce da una necessità che io ho avvertito in maniera particolarmente forte, che è quella di fare giustizia, di ripristinare la verità su un tema straordinariamente rilevante, direi epocale, ma su cui tutti più o meno si sbizzarriscono a esprimere le opinioni più svariate e anche le meno approfondite. In fondo, per altre grandi questioni, poniamo la pandemia, la guerra, tutto sommato si sente il bisogno di prepararsi. Sul tema dei migranti certe volte sembra di stare dinanzi a un bar a chiacchierare, diciamo, più o meno di come in quel momento gli si passa per la mente. Il grande problema è che però in questa vicenda così rilevante ci sono le vite delle persone ed è quello che ho cercato di dimostrare in questo libro, che peraltro noi possiamo assolutamente constatare, vedere immediatamente, nel senso che ogni immagine che parla di migranti, migrazioni, parla di persone, di nomi, cognomi, storie, drammi, sogni, desideri, aspettative, e quindi bisognerebbe forse essere più prudenti. Così da questa impostazione, da questa ispirazione ho sentito il bisogno di ricostruire una vicenda che meno mi è congeniale per come io sono formato da un punto di vista storico, perché anche qui spesso il tema è schiacciato sull'attualità e quando si parla dell'attualità si parla essenzialmente di emergenza. Qui invece l'intento è quello di costruire una storia di ampio respiro, far risalire la presenza delle migranti e dei migranti fin dagli inizi degli anni 70 nella nostra regione, in Campania, e arrivare fino ai giorni nostri e quindi dimostrare anche che ormai è un tratto strutturale e non solo dell'oggi, assolutamente strutturale, irreversibile e che a mio parere ha determinato anche grandissimi benefici per tutti quanti noi. Certo, darei la parola anche al suo assistente, in modo che se poi se vuole intervenire, insomma, si presenta e interviene anche per vedere quello che fa nel libro. Insomma. Prego. Senz'altro, la ringrazio molto. Innanzitutto, io sono Renato Raffaele Amoroso, sono un assegnista di ricerca al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Federico II. Un po' la necessità anche, diciamo, di questo libro nasce da una volontà o dal tentativo
senz'altro riuscito di restituire un po' quello che è la trattazione di un tema, il dibattito su un tema centrale per le società contemporanee, non solo al confronto su un eterno presente, ma un po' ad una ricostruzione storica ragionata, informata e ben documentata. Spesso quello che accade è che quando in qualche modo si restituisce alcuni grandi processi umani, insomma, sociologici alla storia, in qualche modo li si normalizza anche. Quindi tutto sommato aver ricostruito una storia dell'arrivo di migranti in Campania negli ultimi 50 anni, dal 1970 ad oggi, contribuisce anche a normalizzare un dibattito che nel complesso, nel tempo presente e diciamo nell'agone politico che siamo abituati, con cui siamo abituati a confrontarci, è dominato sempre dalle tematiche, dagli argomenti e dal linguaggio, diciamo così, dal campo semantico dell'emergenza, senz'altro, quando invece ci si rende conto che analizzando storicamente il processo di arrivo di migranti in Campania si tratta di un processo sobrio, ordinato, per lo più silenzioso, che vede i migranti arrivare nella nostra regione, così come nel nostro paese e poi nel continente europeo, per realizzare dei sogni, per realizzare dei progetti di vita a lungo termine e li vede impegnati nelle attività lavorative di maggiore prossimità anche alle persone, ai nostri familiari, penso al settore del caregiving, così come nelle attività lavorative estremamente necessarie per anche, come dire, il mantenimento e l'alimentazione, insomma, della nostra società. Penso in questo caso al settore agricolo e ai fenomeni di sfruttamento nel caporalato che si verificano non solo in Campania, ma in realtà in numerose regioni italiane, assumendo la dinamica di un fenomeno senz'altro di carattere nazionale. E poi questa ricostruzione storica restituisce alla Campania un ruolo di primo rilievo nel territorio nazionale, ma anche a livello internazionale ed europeo. È una regione in un primo momento, diciamo, di transito di migranti che in qualche modo in realtà hanno il desiderio di spostarsi in altre nazioni del continente europeo. Gradualmente il fenomeno migratorio in Campania diventa senz'altro più stanziale, lo dimostrano i numeri, insomma, le statistiche, soprattutto nella zona del Casertano, così come sulla città di Napoli, e anche le ultimissime rilevazioni sulle regolarizzazioni per la sanatoria approvata nel periodo della pandemia. E insomma è come dire, un luogo di arrivo, così come di residenza, così come di transito nel periodo anche più recente, ed è una porta d'ingresso in qualche modo per gli stranieri anche nel continente europeo. Quindi diciamo, questa ricostruzione storica di questo libro colloca proprio anche la regione Campania in una storia globale, senz'altro. Cioè nella... sì. C'è vero, locale è qui, però vengono da tutta l'Africa, insomma, e quindi è globale, in effetti la scala è quella. Andiamo, collochiamo il libro nel tempo, se no pare che parliamo dell'eterno presente. Vediamo un po' Jerry Maslow e anche poi i primi immigrati in Campania, da subito impegnati nell'agricoltura, in quali condizioni e in quali zone? Prego, professore. Allora, il settore agricolo della Campania è un settore nevralgico, fondamentale per l'economia della Campania stessa, del Mezzogiorno. Ed è un settore che necessita assolutamente di manodopera, per quanto si sia cercato anche di meccanizzare i processi di produzione, comunque c'è bisogno di braccia. Così, dalla fine degli anni 70 del Novecento, progressivamente si sono andati sostituendo ai contadini, ai braccianti locali, persone che giungevano da altri paesi, prevalentemente dall'Africa, dal continente africano, in chiara situazione di sfruttamento, oserei dire schiavismo. Questo però purtroppo lì non è una novità, nel senso che già le generazioni precedenti, come cerco di dimostrare nel libro, erano sottoposte a un feroce caporalato, per cui il reclutamento delle braccia veniva nelle rotonde degli schiavi, come la Villa di Terno, a Casal di Principe, a Castelvolturno, a Padre, e i locali, le persone del posto erano abituate a essere sfruttate, quindi c'è stata una sorta di reazione nel posto progressivamente, giustamente,
fortunatamente si sono anche distaccati da questo modo di lavorare in maniera così pesante e sono subentrati i migranti soprattutto africani. Lei faceva riferimento opportunamente alla vicenda di Gerimaso, perché io credo che sia una vicenda da dover studiare nella storia dell'Italia repubblicana. Quello è il momento davvero di svolta nell'agosto del 1989, diciamo, va bene la data, da ricordare per tutti, anche nelle scuole, anche nelle università. 24 agosto del 1989, Jerry Mason insieme ad alcuni amici rientra dopo una durissima giornata trascorsa nei campi a raccogliere pomodori nella baracca poco fuori di Viterno e viene aggredito da ragazzi del posto, da una banda di adolescenti, ragazzi, giovani del posto che lo minacciano. C'è anche una barriera linguistica, nel senso che sembrerebbe dalla ricostruzione che si è fatta che Jerry Martin abbia obiettato soltanto guai, perché mi fai questo, perché mi aggredisci. I ragazzi non comprendono, non capiscono e si avventano contro e purtroppo nella colluttazione Jerry viene ucciso e altri suoi amici che erano con lui vengono feriti. Questa vicenda non è l'unica grave che avviene in quella zona, in quel periodo e anche nel periodo successivo. Altri migranti erano stati aggrediti violentemente da persone del posto, ci hanno rimesso anche la vita, ma tutto sommato non aveva suscitato nessuno scalpore, via scandalo. Invece la vicenda di Gerimaslo determina un grande dibattito nel nostro paese e questo io credo lo si debba, come cerco di mostrare nel libro, all'impegno della comunità di Sant'Egidio che fin dagli inizi degli anni Ottanta si è prodigata nella tutela, negli anni Ottanta e Novecento, si è prodigata nella tutela dei migranti, attivando una scuola di lingua e cultura italiana e tanti altri servizi, ma in questo caso serve citare la scuola di lingua e cultura italiana per migranti e rifugiati a Roma, perché Jerry, quando arriva dal Sudafrica nella primavera del 1988, quindi parliamo grosso modo un anno e mezzo prima che fosse ucciso a Villa Interno, viene trattenuto dalla polizia italiana all'aeroporto di Fiumicino. Questo avviene perché l'Italia non è pronta ad accogliere migranti africani, non ha una legge per accogliere rifugiati e quindi Jerry, che pensa di essere in un paese civile, democratico, all'insegna della libertà, di grandi valori europei, scopre in quel momento che presentando la domanda, genuinamente si presenta alla polizia e vorrebbe appunto scrivere un'istanza perché la sua domanda di rifugiato venga presa in considerazione, invece l'Italia in quel momento non ha una legge per accogliere i rifugiati che vengono dall'Africa, mentre ha una legge che permette l'accoglienza ai rifugiati che provengono oltre Cortina, al di là della Cortina di Ferro dell'Europa orientale. Così Jerry viene trattenuto dalla polizia, ma interviene la comunità di Sant'Egidio con un accordo abbastanza complicato da raggiungere, appunto perché c'era sostanzialmente una vacanza, non c'era una legge. Insieme ad Amnesty International si riesce a dirimere la questione, anche perché il rimpatrio per Jerry sarebbe significato tornare in Sudafrica, che scappava dall'apartheid in quel periodo. Nelson Mandela era ancora detenuto per reati di opinione e quindi sicuramente la sua sorte sarebbe stata segnata a causa del rimpatrio. La comunità di Sant'Egidio si adopera e si prende in carico la responsabilità di accoglierlo, e quindi gli dà ospitalità e Jerry comincia a frequentare anche la scuola di lingua e cultura italiana della comunità di Sant'Egidio a Roma. È un volto molto conosciuto
nella comunità di Sant'Egidio, molti gli vogliono bene, spesso partecipa anche alle manifestazioni della comunità, molti in generale a Roma gli vogliono bene, si affeziona a lui. Lui vive in maniera abbastanza tormentata questa fase perché vorrebbe avere giustamente più diritti, vorrebbe avere una vita più tranquilla, più serena. Nei fatti Jerry si trasferisce sia nell'estate dell'88 sia nell'estate dell'89 a Villa di Terno per raccogliere pomodori. Alcuni amici della comunità vanno anche, della comunità di Sant'Egidio, vanno a trovare e per raccogliere pomodori. Quando viene aggredito Jerry e viene ucciso, allora c'è stata una reazione spontanea, immediata, subitanea da parte degli amici e delle amiche della comunità di Sant'Egidio, sui maestri o semplicemente avevano stretto un rapporto di grande amicizia, e scrivono la storia di Jerry. Questo è decisivo, la storia di Jerry. Raccontano chi è Jerry. Scrivono la storia di Jerry e la trasmettono, la inviano ai giornali e alle televisioni. In tal modo gli italiani, le italiane per la prima volta aprono gli occhi su chi è un migrante, su chi è un rifugiato e perché si vive qui. E quindi da questo gesto che gli amici e le amiche di Jerry Maslow fanno all'indomani della morte di Jerry, si inaugura finalmente un grande dibattito in Italia sulla presenza dei migranti. Non era soltanto a partire da quel momento, ma che risaliva appunto un po' di tempo indietro, e così nasce, che si origina la prima legge la prima vera legge. Ce n'è stata una precedente nell'86, ma questa è la prima vera legge sull'accoglienza e l'integrazione di migranti e rifugiati, che viene conosciuta come legge Martelli. Martelli poi che in qualche modo si assunse la responsabilità di portare in Parlamento questa legge. E io credo che un dibattito molto molto salutato in Italia, imbattendosi proprio con la storia di Jerry Maslow, perché penso che la storia di Jerry Maslow vada assolutamente ricordata, vada studiata, vada valorizzata, perché è un modo per capire perché i migranti e i rifugiati vengono da noi e quali sono le loro aspettative, i loro sogni e il contributo, Jerry lo faceva attraverso il lavoro nei campi, il contributo che appunto tutti i migranti, tutti i rifugiati possono dare all'economia e alla società italiana. Certo. Senza di loro i mercati sarebbero vuoti, insomma, cioè non troveremo verdure e tutto nei La questione però è anche che noi la poniamo da un punto di vista economico ed è giustissimo che sia così, perché appunto la convenienza o l'opportunità dei migranti che fanno lavori che gli italiani, ripeto, senza condannare nessuno, non è che non vogliono più fare, è un motivo fondamentale. Ma io credo che la presenza di migranti e rifugiati sia un grande arricchimento in generale per la cultura, per la civiltà, per i valori e anche per la formazione delle persone qui in Italia. Cioè, avere un compagno di classe che è figlio di migranti, avere uno studente all'università che scappa da una guerra, che scappa da condizioni climatiche avverse o da persecuzioni di tipo personale o perché vuole semplicemente sognare una vita migliore, credo che sia una grande opportunità di arricchimento per tutti quanti noi. Certo, una domanda al dottor Amoroso. Da Jerry Maslow in poi, i punti cronologici più interessanti, più spunti, quello che c'è sta il post Jerry Maslow, fino ad ora, insomma, se ce la fa a condensare in 5 minuti. Certo, senz'altro. Dicevamo, la morte e la vicenda di Jerry Maslow determina per la prima volta, in qualche modo, la presa di coscienza in Italia, in Campania, così come in Italia, tanto della presenza di migranti stranieri provenienti dal continente africano, così come provenienti dai paesi est europei, e il contributo essenziale che garantiscono al sistema e al tessuto economico, anche imprenditoriale, diciamo, di alcune regioni italiane. La vicenda di Jerry Maslow ha un impatto essenziale dal punto di vista normativo, perché nel 90 viene approvata la legge Martelli, come dicevamo, che è il primo testo unico in qualche modo sull'immigrazione in Italia, così come in qualche modo in realtà apre gli occhi
anche dal punto di vista del dibattito, sulla come dire, posizione sull'opinione pubblica italiana in merito al fenomeno e al processo migratorio. In qualche modo emerge anche immediatamente dopo diciamo, la morte di Jerry Maslow e dalle indagini, dalle interviste, dalle inchieste che molti quotidiani locali svolgono a Villa di Terno, che in verità, quindi in qualche modo gli italiani si meravigliano nello scoprirsi un po' razzisti, ma fondamentalmente razzisti, diciamo. Emergono altre storie di episodi caratterizzati da discriminazione nelle campagne di Villa di Terno, così come in generale senso di, come dire, spaesamento nei confronti di un processo che ormai si è abituati a conoscere, ma nei confronti del quale in realtà ci si comporta con una sostanziale indifferenza, che è il presupposto per l'emergere di comportamenti discriminatori, razzisti, che certamente non garantiscono adeguati diritti ai migranti dal punto di vista lavorativo e poi dal punto di vista ecco, dei diritti fondamentali all'interno del territorio italiano. Quindi senz'altro la legge Martelli dal punto di vista legale è il primo testo che mira a garantire alcuni diritti essenziali per gli stranieri che si trovano sul territorio italiano, ma gli anni 90 si caratterizzano per alcune sanatorie successive che in realtà in qualche modo dimostrano sempre come il processo migratorio avanzi in maniera irreversibile, diventi sempre più strutturale sul territorio italiano e in qualche modo, come dire, la normativa insegue il processo che si realizza in maniera sempre più veloce. Abbiamo infatti la sanatoria Dini che mira a regolarizzare le posizioni di gli stranieri in Italia e nel 98, a finire degli anni 90, la legge cosiddetta turco-napolitano che si caratterizza per un dibattito davvero progressista sicuramente sul tema migratorio. Si ipotizza addirittura nel dibattito che precede l'approvazione della legge la possibilità di concedere diritto di voto ai migranti che risiedessero da almeno 5 anni sul territorio italiano e dimostrassero di possedere alcuni requisiti essenziali per accedere al diritto di voto. Chiaramente, come ben sappiamo, questa come dire, questa proposta non si trasforma in legge, non fa parte della normativa, ma quello che emerge in linea di massima dall'analisi poi dei dati che diciamo, vengono analizzati a seguito della presentazione delle domande di sanatoria è un grosso diciamo, disallineamento tra quello che è il dibattito, quello che è diciamo, il confronto quotidiano sul tema migratorio e quelli che poi sono effettivamente i numeri, le statistiche, ciò che dimostrano veramente le domande di sanatoria. In qualche modo è già assolutamente vero in questi anni che la trattazione del fenomeno è essenzialmente emergenziale, si ipotizzano grandissimi numeri di presenza di migranti sul territorio italiano, poi ogni volta quando ci si imbatte poi con l'analisi dei numeri immediatamente successivi alla presentazione delle domande di sanatoria ci si rende conto di come il fenomeno sia molto meno diciamo, determinante e dei numeri sicuramente più contenuti rispetto a quelli che si immaginano. Così come progressivamente negli anni 90 emerge un importante dato, cioè quello della presenza femminile nel processo migratorio in Campania, così come in Italia, una presenza femminile per lo più, come dicevamo anche prima, impegnata nei lavori di assistenza alle persone, quindi un settore fondamentale, considerato anche oggi il progressivo, diciamo, inverno demografico, come si suol ridefinirlo, della società italiana, quindi diventano lavori sempre più essenziali, necessari, nevralgici per la società campana e per la società nazionale, per lo più svolti in questo periodo da migranti, donne che arrivano tanto dai paesi africani quanto dai paesi est europei. Uno snodo essenziale è sicuramente all'inizio degli anni 2000 la legge Bossi-Fini del 2002 che in qualche modo nel tentativo di regolarizzare alcune posizioni, quindi proponendo comunque una sanatoria, nel complesso in realtà approva una normativa che per lo più diciamo, restringe le possibilità di ottenere il permesso di soggiorno e quindi di risiedere sul territorio italiano con pieni diritti, legando il rilascio del permesso di soggiorno alla possibilità di dimostrare un regolare contratto di lavoro per la richiesta insomma, del permesso. Difatti questo limita, considerato soprattutto i due settori in cui i migranti sono maggiormente impiegati, vale a dire il settore agricolo e anche quello dell'edilizia, limita in qualche modo la possibilità di richiedere permessi di soggiorno regolari. La normativa quindi risulta
restringere senz'altro le possibilità di richiedere diritti, così come la possibilità di regolarizzare periodicamente, insomma, la situazione per residere sul territorio italiano, fa emergere così in realtà piuttosto che la possibilità di regolarizzare le posizioni, una irregolarità, quindi aumenta le possibilità di progressiva marginalizzazione dei migranti e degli stranieri, dei lavoratori stranieri sul territorio italiano dal punto di vista tanto economico quanto sociale, fondamentalmente. Ricordo peraltro che gli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 sono gli anni in cui emerge un'altra questione importantissima, cioè la questione abitativa. Alla metà degli anni 90, nel 94, si verifica l'incendio del ghetto di Villa Literno, così come nel Foggiano si verificano, diciamo, emerge il ghetto, diciamo, di Bressanone, insomma, quindi tutte situazioni che fondamentalmente evidenziano una grossa emergenza abitativa, cioè accanto ai diritti, alla possibilità di risiedere legalmente nel paese, andrebbe garantita ai lavoratori stranieri parimenti la possibilità di alloggiare regolarmente e in situazioni abitative degne di essere chiamate tali, di essere definite tali sul territorio italiano. Ultimissimo provvedimento è senz'altro quello della sanatoria approvata nel 2020, quando nuovamente, diciamo, con la necessità di arrestare la gran parte delle attività produttive per limitare il contagio, ci si rende conto che in realtà è proprio nelle campagne che il lavoro non può essere fermato e ci si rende conto che nelle campagne italiane ormai lavorano per la grandissima maggioranza stranieri e non italiani. Dunque quella posizione degli stranieri va in qualche modo regolarizzata e l'approvazione della sanatoria del 2020 nuovamente fa emergere innanzitutto l'arrivo di nuove nazionalità, in qualche modo di migranti, cioè una tendenza che si era già evidenziata in tutti gli anni 10 del 2000, con l'arrivo soprattutto di migranti prima dal Nord Africa, in corrispondenza al fenomeno delle primavere arabe, e poi dagli stati dell'Africa subsahariana, e facendo emergere soprattutto un tessuto, diciamo, di migranti essenzialmente molto articolato che, data la progressiva stanzialità anche sul territorio campano, fa registrare anche crescenti fenomeni di integrazione dal punto di vista economico soprattutto, quindi il comparire diciamo, progressivo anche di imprenditori migranti, di imprenditori stranieri, di piccoli imprenditori che svolgono un ruolo essenziale anche nel tessuto produttivo campano e nazionale, rappresentando importanti centri produttivi, nonché come dire, nuove opportunità di lavoro e di occupazione sul territorio nazionale. Grazie. Un'ultima domanda. Ricordo del preside Sanna, pare una nobile figura del mondo scolastico campano. Se il professore ha qualcosa da... Sì, diciamo, io ho voluto riallacciare questo percorso di ricerca a un sentimento che ho particolarmente caro con me stesso, diciamo, che questa amicizia che mi lega all'infanzia con questo carissimo amico Gianfranco Sanna, come succede poi nell'infanzia, si trascorrono giornate insieme, dire che essere compagni di classe è poco, sostanzialmente, andava molto al di là. Poi ci siamo anche persi, poi ci siamo ritrovati e devo dire, è stato sempre un'amicizia molto molto avvertita. E la cosa che poi mi ha fatto assolutamente piacere è che senza che lui sapesse, Gianfranco, che io facessi parte della Mondiale Sant'Egidio, quindi ovviamente avevo auspicato fortemente il fatto che, essendo lui dirigente scolastico preso da Mazzini qui a Napoli, poteva ospitare la scuola di lingua e cultura italiana, la Mondiale Sant'Egidio al Vomero. L'ho fatto in maniera spontanea e immediata, l'ho fatto immediatamente, accogliendo i migranti, rifugiati. Anche per questo mi è una figura particolarmente cara, perché c'è una sintonia di valori, di stili di vita, anche di speranze, di guardare il mondo in un certo modo. E quindi da questo punto di vista l'amicizia e i valori condivisi mi hanno spinto, mi hanno sollecitato a dedicare questo libro, che peraltro, e chiudo, viene collocato in una collana che mi fa molto piacere, una collana intestata il titolo a Giancarlo Siani,
che è un'altra persona che insomma io ho conosciuto nel periodo della mia giovinezza e che pure mi è molto caro, Giancarlo, per il suo impegno contro la camorra, e sono certo che Gianfranco e Giancarlo avrebbero immediatamente condivisa una grande battaglia nella tutela dei diritti dei migranti e dei rifugiati. Va bene, vi ringrazio e vi ringrazio veramente per questa bella discussione sul libro Migranti in Campania nell'arco di 50 anni, dal 1970 al 2020, della IOD Editore, se non vado errato. Grazie a lei per l'ospitalità e per il tempo che ci ha dedicato. Molte grazie. La ringrazio e termino qui. Buon Arrivederci. lavoro.